Ciao imbruttiti, finalmente dopo questa lunga quarantena inizia il mio viaggio per mostrarvi il bello del Veneto. Oggi sono a Crespino, in provincia di Rovigo. Oggi vi racconto una persona che rappresenta la caparbietà, la genialità e l'umiltà della donna veneta, una regione con un mondo imprenditoriale pieno di emozioni. Andiamo a vedere. Siamo qui con Sofia Michieli, lei ha 24 anni, laureanda in agraria all'Università di Padova. 2 anni fa, grazie anche all'aiuto della sua famiglia, decide di investire un'idea davvero particolare in un prodotto eccezionale, le fragole. Lei produce le fragole di Sofia, sentite la sua storia. Siamo in una serra di 6.000 metri quadri di fragole coltivate in fuorisuolo e questo è il sistema di canaline mobili che ci consente di raddoppiare l'investimento per unità di superficie. Questo è un panetto che costituisce la base, il substrato di coltivazione a funzione di ancoraggio per la radice. Questo ha una durata generalmente di 4 anni, è costituito di fibra di cocco e perlite. La fibra di cocco costituisce la frazione organica, perlite che è inorganica e quindi non trattiene le particelle. La frazione organica trattiene l'umidità, gli elementi nutritivi, quindi ti perdona in caso di errori. Quindi noi inesperti che facciamo fertilizazione solo da 2 anni, se ci saltiamo un'irrigazione per qualche motivo, abbiamo la frazione organica che trattiene una percentuale di umidità che compensa la mancanza di irrigazione, quindi ci dà una mano a noi inesperti. Quindi hai il tubo che è tutto lungo fino alla fine, dal tubo esce questo tubetto, arriva al gocciolatore, aspetta che tiriamo fuori, e questo porta la cosa alla pianta. Mamma, cioè è super tecnologico qua. Abbiamo anche un impianto a pioggia che serve ad apportare acqua nelle fasi iniziali del ciclo, appena trapiantata la piantina. Quando la radice non è ancora in grado di assorbire dal panetto, allora viene aumentata l'umidità. Abbiamo il tetto e anche le finestrature automatiche, i tetti di colmo. Con le condizioni termiche che noi impostiamo si aprono e si chiudono le finestre con 2 allarmi che sono la pioggia e il vento, e in questo caso vanno in chiusura le finestre. Questo per garantire all'ambiente di coltivazione le condizioni ottimali, diciamo. Questa è una serra veramente super iper tecnologica. E le piante che abbiamo appena visto le abbiamo trapiantate a luglio dell'anno scorso e hanno una durata di 1 anno. Facciamo 2 raccolte, una autunnale, si trapianta a luglio, da settembre a dicembre raccogliamo, poi la pianta va in riposo, viene sfalciata e ricaccia in primavera da aprile fino a giugno. Introdurremo degli insetti utili tipo contro il ragno rosso, che è un insetto dannoso alla fragola, introdurremo il fitoseidi e tutta la famiglia di acari utili, predatori, ed è positivo anche dal punto di vista della sostenibilità perché è natura contro natura. Questa è la varietà migliore perché è quella con grado Brix superiore. Questa varietà si chiama Vivara e arriva a grado Brix 12, che è il grado zuccherino. In che senso? E quindi è la più dolce che abbiamo all'interno della serra, la meno produttiva però la più buona. E avendo il nostro marchio puntiamo molto sulla qualità. Tanto dolce. Quella di un'altra varietà si chiama Ania, che è una bellissima via di mezzo tra la qualità, nel senso dolcezza, grado Brix, grado zuccherino, e la quantità, è anche abbastanza produttiva, siamo contenti. Questa qui è la Portola, entrambe hanno una buona pestatura, questa ha una produttività maggiore e questa ha una qualità maggiore perché è un grado. Ma come fai tu a riconoscere se questa è una e questa è l'altra, scusa? Questa varietà ha i semi gialli più accentuati, questa meno. Questa raggiunge una colorazione maggiore, più rossa, questa rimane un po' più aranciata. Ne abbiamo un'altra, è la Canthus, che come forma si riconosce perché è più globosa. Campo, questa è la Canthus, quindi fatta più a pallina da golf. Ha anche un rapporto acidulo gradevole che si contrappone al dolce. Questo fiore è ermafrodita, nel senso che è sia maschio che femmina e non è un singolo fiore in realtà come siamo portati a definirlo, ma è un insieme di tanti fiori perché la parte centrale è costituita di tanti fiorellini. I semini sarebbero i frutti reali. Invece la fragola, questa qui, in realtà no, questi sarebbero i fiorellini, queste piccole palline verdi che saranno i semi, che noi chiamiamo semi, in realtà sarebbero i frutti, e la fragola che noi definiamo frutto sarebbe l'ingrossamento di questa base del fiore, questa base sotto che sarebbe il ricettacolo. Avete capito? Quindi quando mangiate una fragola state mangiando tutti i fiori della fragola assieme, ma la fragola in sé non è il frutto stesso del fiore. Qualche dunque capito? La gente che vuole ordinare le fragole come le ordina qua? Mi chiama o mi manda un messaggio e mi dice il suo nome, mi chiede quando siamo disponibili con la raccolta, o siamo ancora a moda vecchia con la telefonata, quante cassette vuoi, quando raccogli ci mettiamo d'accordo e siamo qui. Sì.
Sono entrambi naturali, nel senso che non hanno conservanti, solamente fragola spremuta, non c'è nemmeno la pectina perché la fase acquosa della marmellata viene utilizzata per produrre il succo. Le abbiamo portate ai mercati locali, adesso stiamo facendo vendita diretta e vendita a dei piccoli supermercati locali. Il bagaglio culturale e il mio desiderio è che cresca sempre di più. Per me donna non è la gonna, l'abbigliamento, i capelli, la piega, è il concetto di amore per quel che si fa. Il lavorare in agricoltura ti ha mai fatto sentire meno donna? No, assolutamente. Nel senso che una donna può essere tanto donna quanto uomo a seconda dell'occasione, a seconda di cosa viene richiesto. Dove manca la forza c'è il cervello. Tante volte l'agricoltore, l'agricoltrice è considerato anche qua in Veneto, come un po' dappertutto, un po' grezzo. È bello quando si ha l'opportunità da passare dalla vita comune abbastanza simpatica, conviviale e grezza al momento in cui puoi tirare fuori tutta la conoscenza che hai e mostrare che in realtà sei molto fine al tuo interno perché hai studiato, perché hai una dignità, perché sai quello che dici, quello che fai e riesci a zittire magari tante persone che prima ti snobbavano. Questa è una soddisfazione grande. Il nostro Veneto è meraviglioso, è caratteristico, è tanto grezzo quanto elegante, è tanto grossolano quanto fine e forse sa essere la cosa giusta al momento giusto quando si può Ma sai che è la scherzare. stessa identica cosa che sostengo io ed è per esattamente questo motivo che faccio questi video. Sa essere la cosa giusta al momento giusto.